Amici follower, ma soprattutto amiche. siamo i Chips oggi. Nuova caccia, Nuovi occhiali, campo nuovo, vediamo cosa riusciamo a trovare oggi. La temperatura è ideale perché fantastica. si sta bene freschi, ci stiamo areaggiando, non come l'altro giorno che avevamo caldo anche e sgrondavamo di sudore. Speriamo che il campo oggi ci dia buone cose. Andiamo a spazzolare. Via. Ciao. Abbiamo già iniziato, visto che ha anche la maglietta della Guzzi. Oggi maglietta della Guzzi, della mia moto Guzzi, che ieri abbiamo fatto un mega giretto, vero socio? Sì. Un segnale flemmine, ma no, 3. Sono una fortuna. Se abbiamo il chiurlo. Adesso l'ho tirato Sì. fuori perché era... C'è una lattina. Ecco qua. La lattina. Prima lattina del giorno. Vabbè, chiudiamo la buca. E mettiamo via la lattina. Ed ecco l'equilibrista. Ragazzi, non è facile, ma noi Non è facile. ci affidiamo per passare. Se il ponte si rompe, siamo rovinati. Un suono. Ho sentito qualcosa di cric cric. Cos'è? E cos'è? Non è neanche un lamerino, è un pezzo di... Un pezzo. Sì. Un gran pezzo di pezzo. È un pezzo di pezzo. Bah, siamo via, ma non è niente, non, Sì. non vedo nessuna scritta. A breve faremo anche il video delle pulizie di quelle Io monete questa- che abbiamo trovato. Questa parola la sento da tanto tempo. Lo so, ricordatevi che noi lavoriamo anche, quindi una precisazione socio, un invito, Sì. dateci una mano, basta che vi schiacciate iscrivete, non vi costa nulla, non è nessun impegno e a noi invece fa molto piacere. E continuiamo. Via. Socio, Dica. mi indichi codesta buca che ho Sì. sentito suonare, ho scavicchiato Ecco lì. e qui C'è qualcosa. Che c'è da fare. Oh, cosa c'è? Questo è un piombo. un piombone. Ops, Oh, caduto. era un piombone. Ah, Un piombo. allora, questo è un piombo. Non ho portato Niente. no, ho portato solo la spazzola, quella antipatica. 31 e 8. Deve essere vecchiotto però, come piombo. Però c'è un numero di serie, però vecchiotto come piombo. Se qualche amico follower Sì, ci sa dire ci cosa, segue, ci sa dire di ci cosa sa si dire cosa si tratta. tratta. Ben venga. Yes. Mettiamo nella scatolina, tanto per aprire, diciamo, la scatolina. Ecco qua, sì. Non è male. Oh, un lamierino. Molto vicino. Eccolo qua. No, guarda. Cos'è? Un lamierino. Vecchia, però. Questa qua la Mettila via mettiamo che qua, ripuliamo. dopo ripuliamo il terreno, perché noi sempre Ripuliamo. ripuliamo il terreno quando spazzoliamo e troviamo della spazzatura, spazzolando spazzatura, mettiamo via tutto e poi buttiamo via. Amici, ma soprattutto Amici. come sempre abbiamo trovato un pezzo di una moneta enorme, antica. Una parte esatto. di tutta La moneta. Però ci piace scherzare, ci piace burlare, ci piace burlare. 17, 18. 17, 18 cosa può essere? Sai. Sai. È qua. Non se è in superficie o se devo Scavicchiare. È lì. È lì vicino. Ce l'hai in mano? Ce l'ho in mano. Ce l'hai in mano. Ce l'ho. Qualcuno- Andiamo in diretta se può essere qualcosa o nulla. Bellissimo, Cos'è? bellissimo. Questo è un... si può dire che poi lo togli? No, questo è un sigillo. Il lamirino. Boh, l'hai tirato fuori, sai? Fuori è abbastanza Tirato profonda. fuori. Qua, level point. Di mezzo metro? Ricordiamoci sempre che Che non si sa mai cosa si può non trovare. tutto quello che suona è buono. È talmente piccolo secondo me. Un Cos'è? piombo. Vuol dire che sta terra qua qualcosa nel passato c'era, tipo insediamenti, roba così. Secondo me siamo sulla buona strada. Col paccione quello Vabbè, ci ha guarda. ripagato di tutto, ragazzi. Incredibile. Sì, possiamo anche già andare a casa. Sì, via. Ecco qui abbiamo trovato un bozzolo, un piccolo bozzolo. Nel frattempo, socio? sì, sta suonando. Un passo avanti. Cosa ci sarà Al l'altro bossolo pezzo? c'è il signore che è stato ferito dal boss. Vedete la terra molto sabbiosa? Devo averlo perso. È talmente molto piccolo. Guarda Vedi. che roba. Eccolo qui. Attenzione. Attenzione. Qua c'è qualcosa. Qua c'è qualcosa. Qua Qua sì, era sì. una spilla, vedi? Sì. Una spilla, ma di cosa? non si sa perché è consumata, non si
non si vede. Ma c'è qualcosa però, Vedi? Però questa è speditina, sì, c'è probabilmente smaltata di rosso. Non saprei. Ricominciano gli scavi. O sarà un chiodo? Cos'è? Un pare una monetina? Questa o qui un piombino, no? sembra un piombino. Un piombino? Sì. Un piombo? Questo è un piombino dei salami, di roba alimentare e del Regno d'Italia, vedi? Che bello, c'è una piccola spazzolatina, mi piace. Sono piombini. Abbiamo dimenticato lo spazzolino. Sì, ma sono... Facciamo piano, chiudiamo che Sì, facciamo sì. piano, perché mi sono dimenticato proprio lo spazzolino, avevo tirato fuori per lavarmi i denti, vedi che c'è lo scudo, Sì. lo mettiamo via tanto per averne uno. Sì, guarda, vedi tutto questo? Vedi? Sì. Saranno tue da spazzolare. Suono c'è, Suono c'è. meno male che il suono c'è. c'è. È lì. Vai È lì. socio, È lì. attivati, presa, non c'è più. Non c'è più. Ecco. No. Ah, sai cos'è questo? Adesso te lo Cos'è? dico subito. Mi dica cos'è. Questo che sembra... Mi illumini. La illumino perché ne ho in ben donde. Questo è un tubo tipo dentifricio, vedi, o Ah. conserva, dove veniva data, erano tipo delle vitamine che mettevano nel mangiare delle vacche. Ma lei proprio sa tutte queste cose? Sì, perché me l'ha detto un contadino una volta. Ah. Vedete? Grazie di questa delucidazione. Sarà mio compito ovviare a tutte queste vostre mancanze. Perché io Se lei sa tutto, lei è laureato. Uh. So che lei ha queste varie lauree, soprattutto sono la laurea in vacca. ma no, in vacca, non mi dica così. Che lei ha studiato anche numismatica, Yes. dote di ricercatore. So Lei- molte lingue. Sì. Yes, Yes. da, Da. ya, Ya. so tutto. Pause. Hi. Sta... Ragazzi, questa è veramente bella perché questa la ripuliremo. È una piccola bottiglietta. Vedete la picagnolo? Eccola là. Sì. Si Sì, riesce sì. a vedere? Sì. Ecco, quello è la picagnolo. E questa, ragazzi, è una piccola, piccolissima bottiglietta. Te lo dico per i nostri amici che non sono di qua. Sì. A little votivet. Piccola Votivet. Yes. Yes. Che va ad aggiungersi, no? Nel nostro scrigno delle meraviglie. Mi parli pure per il pubblico inglese. This is the... È strano. Mi dà silver. Silver, Per che gli numero amici- è? Per gli amici... Eh. Per gli amici che non hanno studiato le lingue come... Ah, scusami. Come Mua, Ah. silver è argento, poi c'è l'amerino come argento. È un segno. Aspetta, scavo. Non mi rovini l'insalatona. No. Cos'è No. niente? Oh! Uila! Avevi Argentino! Avevi Madonna! ragione, avevi ragione. Oh, ma è Oh! impressionante. Oh, cavallo, oh, cavallo, oh. Argentino, Che ragazzi. non so se sta registrando. Come non sa se sta Sta registrando? registrando di qua, vede qualcosa? Non vedo niente. Ragazzi, 1894, tenuta Greca. benissimo tenuta. Greca argento. Va che Bella. roba. Meraviglia. Bellissima. Meraviglia questa. Ecco, Bella. passate 3 orette, Vabbè, però Però il sudore dello scavo paga. D'altronde l'archeologo più famoso, no? Che aveva trovato le piramidi. sì. Non è che le piramidi le hanno trovate lì così già pronte, ha dovuto È scavare. inciampato sulla punta, La punta ha detto: ma questo sasso, e ha dato un calcio. ha e poi- scavato, ha tirato fuori le piramidi. Certo. Formato. Potrei darvi Potessi scrivere libri. libri, non dico libri, ebook. Il book più Esatto, ecologico. Esatto, noi siamo per la natura, ricordatevi. Guardate che carino questo. Questa era una chiave di un orologio da cucù o qualcosa che caricava, vedi? Bella anche questa, bel ritrovamento, dai, carino. Continuiamo. Continuiamo. Ingegnere, scavicchi. Un piccolo segnalino qua. È fuori, sai? È fuori. Lo troviamo? Dove sarà? Oh oh! Ulala! Ulala! Questa moneta, eccola qua. Ma senti, oh! Oh, che bella Ma sei un sigla. cantante, eh? L'abbiamo tirata fuori, chiudiamo il bocchino. Che bello, con voi, in diretta. Sì. In diretta. In Cos'è? diretta. Cos'è? Cos'è? Questo è un... È un bel campo. Questo qua, ve devo dire, questo qui è grande. Non abbiamo fatto i 20 centesimi. Mhm. 20 centesimi. Che abbiamo già trovati questi qua, Muscavia. Vedi? Con la donna, quella distesa. Ah, che mi dicevi? Sì. Adesso va, prendo anche l'altra. Vedi, non telecamera. messi benissimo questi, vedi?
Sì, vedo io a occhio, però adesso prendo anche la Esatto, telecamera. prendi l'altra, 20 centesimi. Gliela metto dritta, eccola qua. I 20 centesimi Aspetta, perché qua. mi sfuoca. Cos'erano, socio? Mi pare intorno al 20, tenuta male però, vedete che è Sì, abbastanza rovinata. Sì, vedi la testa, ecco qua la testa, sì. Dell'Italia. Sempre meglio di Un pugno su un occhio o di un lamierino. Meglio questa di un lamierino su un occhio. Però abbiamo trovato un centesimo del 1898 austriaco. C'è l'Aquila, vedi, aspetta che te lo giro. Eccola qua. Ragazzi, il campo dei miracoli. Sì, poi non si riesce ad andare a casa che qua... Abbiamo fatto 2 passi, 2 metri, 2 centesimi, cioè 2 centimetri e non riusciamo ad andare a casa. Abbiamo fatto dei bei ritrovamenti oggi, Sì. Se la farà? Sì. Io provo Vai. a passare questo guado, Sì. questo fiume, questo ruscello enorme. Su, forza. Come fatta, Basta, non c'è più niente. Dire, socio? Allora, innanzitutto giornata bellissima. Bellissima. Ritrovamenti fantastici. Favolosi. Ragazzi, cioè, non abbiamo parole. Sì, Se veramente. non dirvi cosa, Di iscriversi al nostro canale. che a noi è importante, a voi non costa nulla, e ogni domenica usciamo alle 13:30 su YouTube. Ciao ragazzi! Ciao ciao!